Roberta Zicari, siamo qui in Piazzale Rosselli perché devi denunciare per l'ennesima volta il fatto che ancora la Regione non si esprime per liberare quest'area che attualmente è in uso al Genio Civile come parcheggio e che potrebbe dare un ampio respiro alla zona. Esatto, visto che va molto di moda la denuncia anche via stampa, anzi io chiamo in causa anche l'onorevole Lavardera, se ci vuole dare una mano, visto che è più bravo di me. Abbiamo un giallo ad Agrigento. Quest'area, grazie al dirigente regionale, l'abbiamo acquisita come comune lo scorso anno, a dicembre 24. Acquisendo quest'area possiamo iniziare i lavori, quindi ampliare la sosta del parcheggio, così che gli autobus che al momento in maniera non regolare fanno la sosta per strada di fronte all'ex cinema perché della città, possono entrare e tornare a fare la sosta regolare qui dentro. Cosa succede? Cosa mi dicono? Che arriva la regione e fa un primo sopralluogo e il progetto effettivamente non era ammodernato. E allora l'assessore mi racconta di avere rifatto il progetto secondo le indicazioni e di averlo rimandato e mi dà questa nota di trasmissione del 28 aprile 2025. Da questa nota sostanzialmente non è più arrivato nessuno. Adesso a me sembra curioso che da aprile 25, praticamente ad aprile 26, quindi in quasi un anno, nessuno sia venuto a fare un sopralluogo e quindi chiedo tanto all'assessore nostro che all'assessore regionale che cosa sta succedendo. Può avvenire qualcosa? Ricordiamo qual è l'assessorato per chi magari non è molto ferrato. Assessorato infrastrutture e assessore Aricò di cui io ho anche grande stima, quindi appunto lancio un appello all'assessore Aricò di prendere a cuore l'autostazione di Agrigento e di darci la possibilità di togliere gli autobus che in maniera irregolare sostano per strada. Ecco, ma c'è anche un caso che tu hai sollevato che è quello più avanti della zona dei bus che vanno verso Catania della SAIS. Esatto, sono loro che sostano per strada, ma perché qui non si può entrare? Se non facciamo questi lavori, quindi non ammoderniamo l'entrata e allunghiamo le pensiline, loro potranno sostare ancora per strada per anni, anni e anni. E siccome è una battaglia che l'intero Consiglio Comunale ha sposato dal primo giorno, noi non ci arrendiamo. E quindi vengo qui a denunciare, a sensibilizzare, passate voce, passate questo video, passate la... Chiediamo perché non viene autorizzato il lavoro, perché vi ripeto, l'area che era del demanio è stata acquisita dal comune, quindi avendo questa porzione possiamo ampliare l'autostazione, quindi i lavori hanno anche un costo contenuto, quindi con le nostre economie come comune li possiamo anche fare, quindi realmente perché non ci fate realizzare una fermata? Quindi facciamo un appello a chi ci ascolta, all'assessore regionale Aricò, che dia una risposta al comune di Agrigento. Esatto. Assessore Arico, prenda a cuore la nostra città e questa autostazione e ci spieghi perché non possiamo regolarizzare la sosta degli autobus. Altro problema che ci sta segnalando questa mattina è questo del parcheggio pluripiano, un'opera incompiuta da parte dell'amministrazione comunale che darebbe un ampio sfogo al traffico cittadino. Allora sì, questo parcheggio pluripiano è fondamentale per la viabilità cittadina. Il progetto originario era arrivare da fuori, le macchine parcheggiano qui e poi si va a piedi verso la prefettura e la via Tenea, così piazza Vittorio Emanuele, cioè lo spazio antistante della prefettura, poteva essere una grande piazza come le città moderne. Il finanziamento in realtà l'avevamo perché questo è si chiama nodo di interscambio negli assi europei. Ecco la strategia FUA delle aree funzionali avrebbe trovato sicuramente un finanziamento. Ma siccome io lo voglio denunciare, questa provincia è l'unica provincia siciliana, veramente in sé forse a cani cattivi, che non ha attinto ai fondi dell'area funzionale urbana. Quindi noi abbiamo perso 100 milioni di finanziamento per 8 comuni. Una cosa che continuiamo a chiedere a Schifani di salvarci, perché comunque fino al 2027 si può attingere a questi fondi, ma mi pare di capire che anche il nostro presidente la FUA ha gettato la spugna. Io lo denuncio perché sui nodi di interscambio, siccome servono a migliorare la viabilità, che vuol dire anche meno inquinamento, meno emissioni, più parcheggi, questa struttura può sicuramente trovare un finanziamento e quindi la prossima amministrazione, perché questa sulla viabilità ha fallito, deve avere come punto principale del programma i parcheggi, partendo proprio da Piazzale Rosselli.